Beh, domani abbiamo, penso, una quarantina di figuranti. C'è Balic, se non ho capito male, e sarà, diciamo, il video di benvenuto alle Olimpiadi Invernali 2026 che noi lanciamo a Pechino per le loro Olimpiadi Invernali che sono del 2022. C'è anche lo scambio della bandiera, quindi in mondo visione si vedrà il mio saluto e quello dei colleghi, ognuno dalla propria location. Noi abbiamo scelto Venezia, dire guarda vi aspettiamo nel 2026. Ma ce lo fa sentire di nuovo? Ho visto che c'è stata una radio che ha interpellato una cinese, la quale ha tentato di dire all'inizio che non si capisce una mazza, poi ha detto no, però effettivamente ha detto Italia, bellezze, scoperta, ma la frase io la sto ancora imparando bene, adesso la dovrei dire senza mascherina per dirla bene, però la posso dire così. La frase è Huan Hin Tan Shuo Idali Zhi Mei, che vuol dire benvenuti a scoprire, a conoscere le bellezze dell'Italia. Dopo trovate un altro cinese che vi dirà che è la sfumatura, però poi trovatemi un cinese che parla in italiano e vi dico io com'è la sfumatura. Guardate che non è, io ho scoperto, non so nulla di cinese ovviamente, però per arrivare a dire questa frase c'è stata tutta una lezione. E questa è una lingua tonale che ha più toni, quindi tu la parola ma puoi dire ma, e ha significati diversi, si va dal cavallo alla mamma, sul serio, sono questi. E quindi la pronuncia è fondamentale perché è sbagliata il tono, la parola ma significa cavallo e mamma, tanto per cominciare, ce ne sono altre tre di significati. Quindi Huang Hin Tan Shuo Idali Shi Mei. Spero vada bene, se qualcuno mi ha ascoltato mi darà ritorno, grazie.